Bentornati su Radio News 24 e On Air. Io sono Manuel Marasco e oggi siamo qui con il nostro ospite Mauro Rossato, ingegnere ed amministratore dell'ente Vega Formazione. Ciao Mauro. Ciao, tutto bene? Sì, tutto bene. Allora, ti volevo chiedere qualcosa di più per quanto riguarda questo ente. Di cosa si occupa? Ci occupiamo di formazione in tema di sicurezza sul lavoro. Ok, in particolare qual è la sua routine? La mia quotidianità è quella di gestire un po' tutte le attività che svolge il mio personale. Ok, più o meno qual è la storia di questo ente? Quando è nato e come mai è nato? Allora, ci occupiamo di formazione dal 1992. Ok, allora per quanto riguarda lo stato attuale, come vi state muovendo? Ovvero utilizzate i social, utilizzate delle piattaforme per appunto formare dei ragazzi? Come vi state muovendo? Sì, naturalmente i partecipanti ai nostri corsi sono lavoratori, nello specifico, lavoratori preposti, dirigenti o comunque consulenti che si occupano di sicurezza sul lavoro, anche i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione aziendali. Quindi la maggior parte dei nostri clienti sono aziende che possono essere medio-piccole o anche aziende grandi, di grandi dimensioni. Ok, c'è la possibilità, ad esempio, su un sito web di poter vedere quali corsi offrite? Beh, certo, abbiamo un sito www.vegaformazione.it. Ok, mentre nella parte social, appunto, come la state gestendo? Ovvero, cosa i nostri ascoltatori possono trovare, aprendo ad esempio la pagina Instagram o Facebook? Beh sì, siamo presenti sui social come d'altra parte oggigiorno è necessario e non aiuta assolutamente i numeri. Allora, ricordiamo agli ascoltatori che possono trovare Vega Formazione sulla pagina Facebook Vega Formazione o su Instagram alla pagina Vega_Formazione. Vorrei salutare appunto Mauro Rossato e ringraziarlo per essere venuto qui. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Ricordo a tutti gli ascoltatori di Radio News 24 e On Air che ci saranno altre interviste storie, quindi rimanete connessi.